Dante, me lo ricordo quando veniva in Bertoliana a chiedermi il codice del Dante che abbiamo noi, che possediamo in biblioteca, e quindi auguro a tutti un buon ascolto, una buona partecipazione, un buon pomeriggio e do la parola a Renato De Paoli. Prima di cominciare, un piccolo stato musicale del maestro Milani. Angelo per gli amici. L'argomento di oggi è: ti ricordi la storia di quello che abbiamo lasciato e quello che ci ritroviamo, meglio che De Gregori, la sua canzone, non potevo trovare. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso, siamo noi questo prato di ali sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti di restare così in casa quando viene sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze di luce. La storia dà torto alle ragioni. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Na 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 na. Quando si tratta di scegliere di andare, te la trovi tutto con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli hanno letto milioni di libri, quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dei libri, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi per ciao che partiamo, la storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi, questo piatto di grano, na na na. Grazie. Allora, mi conoscete tutti, ho detto sono Renato De Paoli, stavolta in una veste anche di editore, perché ho pubblicato oltre questo libro diario, tante altre cose, sto facendo passare delle stampe che potete guardare uno a uno magari finché noi relazioniamo. Ringrazio intanto e vi presento i nostri ospiti, ringrazio Sergio Mello che conoscete, che mi ha presentato, che fa parte ovviamente del circolo di poeti non si chiama circolo Cenacolo dei poeti, una volta era anche dialettale. Sì. Qui alla mia sinistra c'è De Fanti Claudia Enrica, che viene dalle mie isole sparse nel Veronese. Mi fa onore essere qua con me, col chitarrista Angelo Milani, che abbiamo sentito e apprezzato. Qui alla mia destra c'è l'attrice Elena Schiffler, non so come si pronuncia. Sì, tanto sono famosi che non so nemmeno come mi chiamo. E invece in fondo abbiamo il professor Caracciolo, scrittore, insegnante di storia dell'arte, che è esperto in Maganza, che è uno dei libri che ha confezionato, adesso ne ha confezionato un altro. Maria Caracciolo è il suo prete. Comandi? No, hai detto il professor Caracciolo. Ecco. Per lasciare più spazio alle cose,
che dobbiamo raccontarvi. Intanto ringrazio anche gli ospiti che riconosco, che mi hanno fatto sempre buoni uffici, da Paola Marcello, architetto, da Mantovani, Mantovani che non è il nome, Maria Pennello, attrice, l'architetto Altea, questa forse è la Chiara, o mi sbaglio, no? Perché c'è anche Chiara i nuovi, non la riconosco più, la persona, la mamma là in fondo c'è il maestro Scotolati che ringrazio, c'è Luigi Poeta, c'è dopo non so che Mengardi, l'altro poeta lo conosco ma non so il suo nome. Basta così. Adesso io darei subito la parola a te perché cominci con questo piccolo biografia che è riassunta nel libro. Sì, io ho una voce bassa e il microfono mi serve. Allora, oggi siamo qui appunto per conoscere un po' di più quello che contiene i diari della Luna. La mamma Rosa Lanza, la mamma di Renato De Paoli. Rosa nasce ad Asparetto e penso anche Renato sia nato ad Asparetto, e che è in provincia di Verona. Noi siamo proprio della bassa provincia di Verona, confiniamo con le grandi valli veronesi, che poi c'è subito la provincia di Rovigo. Rosa precisamente nasce in via Cantarane, Fondo, il 23 gennaio del 1920, in bella epoca. Il padre Ettore e la madre Ferrarini Maria ebbero 5 figlie femmine, Nelda, Giovanna, Pierina, Luigia e Rosa, e 2 maschi, Nelido e Giuseppe. La sfortuna vuole che i 2 figli maschi periranno 20 anni, l'uno per appendicite, perché allora il servizio sanitario era solo per i ricconi e chi abitava anche in centri più abitati della nostra campagna. L'altro figlio è stato fatto prigioniero a Cefalonia dalle truppe tedesche e perirà in seguito a un bombardamento ad Anzica e adesso fa parte tutt'oggi del Milite Ignoto, tutti i monumenti che abbiamo del Milite Ignoto. A guerra finita lo menzioneranno in questi monumenti che abbiamo giù nella bassa. C'è il monumento, ce ne sono 2 a Cerea perché Asparetto è una frazione. Adesso ho fatto una ferita al cuore a Renato perché non vuole essere una frazione di Cerea. Eravamo un comune una volta e quando è arrivato Napoleone ci ha declassato a dipendere da quelli. Comunque, pensate, la giovinezza di Rosa corre spensierata perché là era tutta campagna, filari di alberi, fossetti, qualche canale un po' tipo Canossa, Menago, dove le donne andavano a lavare i panni per capirci e gli uomini andavano anche a pescare, ma anche adesso là si pesca. La giovinezza di Rosa corre spensierata e gioiosa, frequenta la scuola elementare ed è allieva, ecco, attenzione, è allieva per un anno della maestra Nelda De Paoli. Questo De Paoli vi dirà dopo qualcosa, che è la sorella del futuro marito di Rosa. Sarebbe mio papà. Il marito Paolino De Paoli. E perciò già da allora, dalle elementari, Rosa si attacca a questa prima insegnante e poi naturalmente anche alla famiglia dei De Paoli. Rosa, nonostante la sua intelligenza, vivacità e spensieratezza, deve terminare le scuole alla 4ª elementare perché nelle campagne si diceva che alla figlia non serve tanta istruzione perché poi farà la casalinga o l'aiuto del marito. A questo Rosa naturalmente non ci sente, perciò si dà particolarmente da fare, anche perché ama
ama la vita, ama la natura, gli animali che catturano la sua curiosità, ama la vita sociale, quella scolastica e quella parrocchiale. Perciò poi diventerà presto catechista del gruppo di questa frazione. Rosa ama anche la musica e desidera suonare, ma per suonare bisogna studiare e questo le viene un po' limitato, proibito diremo. Naturalmente Rosa si sente anche portata per la recitazione, però il parroco dice: guarda, sei una femmina e a questi tempi tu non puoi recitare e salire su un palcoscenico. Perciò lei non cede, ama le feste, la compagnia, il circo, le giostre e non accetta questo divieto del parroco, Don Francesco Tessari. E lei è convinta che maschi e femmine possono recitare le commedie insieme. Allora, vive coi genitori, devo fermarmi. Se siamo a metà della, Sì, della siamo a sua metà. storia, ci Ecco, dobbiamo vi fare racconto il proseguo dopo. Il divieto era solo di recitare maschi e femmine insieme, infatti nel libro, nel diario, c'è una foto che ritrae la madre insieme con tutte le sue compagne che devono darsi anche i ruoli maschili per fare il conto del Barcarolo Pedro, e lei è l'interprete principale, c'è la fotografia. Comunque adesso diamo la parola a te, se vuoi, e all'attrice Elena, che vi leggerà qualche piccolo aforisma e lo commenterà, se vuole, di questo piccolo diario, che era un diario che la madre ha ricopiato 7 volte per darlo ai 7 figli come testamento spirituale. Dopodiché abbiamo avuto, io quando l'ho messo a macchina con il primo computer che avevo, l'ho fatto fotocopiato così, normalmente, ne abbiamo fatto 30 copie, sono andate via, e quindi dopo l'abbiamo migliorato e l'abbiamo fatto a stampa nel 1994. Comunque faccio 2 interventi. Sì, due interventi, dopo facciamo. Mi sentono tutti? Sì, certo. Va bene. Allora iniziamo. Cadono gialle le foglie. È l'autunno. Sono ingialliti i fogli d'un vecchio diario. Sono tenuti insieme al filo dei ricordi. Sfogliando le pagine, stai sfogliando una vita. Memoria del passato, alimento dell'anima mia. Non è detto che tutto il passato sia cancellato dalla nostra anima, anzi, mi pare qualche volta di imparare che non sia bello ciò che vive, quanto ciò che sopravvive in noi, che può attenuare, ammorbidire tanti dolori. Le memorie del passato mi sembrano come le foglie autunnali cadute, che pure morte splendono a terra di una loro virtù dorata. L'incomprensione è sempre stata la mia grande spina. Per esempio, in gioventù, quando non volevo andare in campagna, ma a scuola, poi desideravo qualche libertà che non potevo avere, perché il motto di mio padre era: se esce da quella porta guardala bene, perché non entri più. Per tutti gli uomini e le donne di questo mondo la comprensione è la miglior medicina. Nell'età giovanile sono sicura di aver fatto degli errori anche verso
i vostri desideri. Eppure immaginavo la vita differente. Invece, quante rinunce anche ai miei desideri. Adorata mamma mia, nel tuo esempio, anche se a te non lo dicevo, mi riconoscevo. Tu sei stata la forza della nostra casa, il centro della sofferenza che mai hai fatto pesare a nessuno. Ricordi bellissimi, senza parlare, tanto mi facevi intendere, mi seguivi sempre, anche dopo sposata, mi hai aiutata nelle peripezie della vita. Una tua parola mi consolava e mi metteva quieta. Non tormentiamoci per i morti, ma amiamo più i vivi. Care voi donne, quanto vorrei essere a voi vicino, aiutarvi a scoprire la vostra femminilità, la vostra forza, il nostro sapere da sempre soffocato nel silenzio e nell'immaginazione. Giornata mondiale della donna. E ricordiamocela. Quanto vorrei che le donne si emancipassero leggendo libri e giornali. Quanto abbiamo desiderato la stampa libera. La nonna dei miei figli diceva: la lettura è la semine dell'anima. La lettura per me è un gran mezzo per apprendere seme di pensiero e di istruzione. La bellezza di donna è nel coraggio di lavorare e vivere per la giustizia, nel poter pensare con il proprio cervello e con il proprio cuore. Professor Caracciolo. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. No. Andiamo a voi a votare troppo.